Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di News Sicilia. I principali titoli del pomeriggio. Niente da fare per Totò Cuffaro. Il Tribunale di Roma ha respinto il suo ricorso attraverso il quale reclamava il diritto di utilizzare il simbolo storico a scudo crociato della DC, diritto che resta unicamente al partito dell'UDC. Adesso in provincia di Palermo, dove un uomo di 50 anni agli arresti domiciliari ha minacciato di buttarsi dal tetto di una palazzina di 3 piani in quanto gli era stato negato di vedere la figlia nata 6 giorni prima. Il GIP di Ragusa ha convalidato l'arresto di un 33enne accusato di estorsione perché colto in flagrante dalla polizia mentre chiedeva denaro ad un imprenditore del luogo in cambio di protezione. Attimi di paura sulla A19, l'autostrada Palermo-Catania, dove un tir che viaggiava in direzione Catania per via di una deviazione ha effettuato una retromarcia generando caos e panico tra gli automobilisti. Chiudiamo con il meteo. Per domani previsto bel tempo su tutta la Sicilia, le temperature saranno in linea con i giorni precedenti, dal weekend previsto un rialzo termico. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.